Ciao Fiosse, ciao Fiossi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in Cadore, più precisamente abbiamo parcheggiato la macchina al cimitero di Calalte di Cadore e la nostra destinazione di oggi è Baita Cima Montagna. Quindi saliamo dal cimitero, seguiamo una mulattiera, anzi una strada cementata, e prendiamo il sentiero 365, che è quello che conduce anche alla casera di Cavaletto. La consuela è già partita. Questa mattina ci sono alla partenza 5 gradi sotto zero, c'è un po' di neve ghiacciatina per terra. Siamo portati via i ramponcini nel caso potessero servire e partiamo e andiamo a vedere com'è questa Baita Cima Montagna. Su via! Ale! Essendo che qua non ci sono tracce di umani che accompagnano queste tracce canine, feline, boh, ma potrebbe essere una volpe, potrebbe essere un lupo, chissà, chi lo sa. Comunque sulla neve quello che è in testa al gruppo fa sempre lavoro anche per gli altri, perché io faccio le orme e giustamente la consuela, per fare meno fatica e essere più stabile, mette i pennini dentro le mie impronte, quindi ha già gli scalini fatti. Allora tac tac. Invece se vado senza, E se va senza fa più fatica ovviamente. invece qua è comfort zone. Questa è una chicca. Penso che anche ai più sciocchi del mondo può arrivare, ma insomma. Comunque questa qua, almeno per il momento, sono più o meno 40 minuti che camminiamo. Abbiamo già fatto sui 350-400 metri di dislivello dei 700 totali. È per il momento una strada che si può definire silvio-pastorale, che la Consuelo mi spiega. Pastorale perché andavano i pastori con le bestie. Silvio, mi sono domandato, ma chi già era Silvio? In realtà lei mi ha parlato di una certa silvicoltura che onestamente non so ancora adesso cosa sia la silvicoltura. Quindi se qualcuno sa che cos'è la silvicoltura, prima che io me lo vada a cercare su Google, me lo può scrivere qui sotto nei commenti. Ok, la silvicoltura è per andare su, tagliare gli alberi che siano da tagliare e fare in modo che gli alberi che devono crescere crescano in pace. Quindi è una strada per il mantenimento del bosco e per la pastorizia. Bene, dopo questo piccolo momento di super quark andiamo su per la strada silvio-pastorale. Dopo 50 minuti e relativi 400, 1 milione di metri di dislivello. sui 400 e rotti metri di dislivello, arriviamo al piano del TAS e praticamente la Silvio Pastorale continua per di là, mentre noi dobbiamo continuare per il sentiero 365 qui alle mie spalle. Quindi andiamo verso la Baita.
montati i ramponcini, perché qua in mezzo al bosco c'è già una bella salitina che presenta un fondo di neve abbastanza ghiacciato, quindi onde evitare di tornare a casa con una gamba meno utile, meglio prendersi avanti e mettere i ramponcini, sempre in sicurezza in montagna. La mia piccola scalatrice imperterrita, calma, non ti sto prendendo in giro, ti sto facendo un sacco di complimenti, anzi, che cacchio dici? Sembra pure di non farcela, invece ce la fa sempre. Sì, effettivamente qua adesso ti ricchia un po', ma niente di che. Ed eccoci qua, che dopo praticamente 2 ore stecche, faticosine, perché in mezzo alla neve non è tanto facile, siamo arrivati in cima al monte Svalut o Svalut a 1287 metri, quindi abbiamo fatto intorno ai 680-690 metri di dislivello, e da qua adesso appena arrivo si dovrebbe vedere un gran bel panorama. Occhio, occhio, occhio. Guarda come dovremmo quasi esserci in teoria. E dopo 2 orette di cammino in mezzo alla neve, eccola qui, baita cima montagna, oserei dire so wonderful, molto 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 bella. Guarda come. Consuelo ha detto che la prossima volta preferisce andare a baita a piede montagna, quindi che si parcheggia da fianco. Però guarda qua, che razza di confettino in mezzo alla neve. E qua ci sono solo le tracce dei caprioli. Stupenda, molto molto bella. Ci saranno 30 cm di neve. Adesso andiamo a vederla. Perché dopo mi dite che sono polemico, che sono qua, che sono là. Cioè, diversi a stua e dentro che c'è carte di cioccolata, carte di merendine, nylon, cellophane. Ma mi non so, fioi, ma come si nati? Ma come venga cresciuto a casa? A Stafoni doveva crescere, no? Così. Dio buono. Uno si è smentegare le mutande, scritte dappertutto. E comunque questo qua è all'interno della casera, della baitina. Ah, c'è il mio amore che si sta cambiando la maglietta, quindi non mostro, perché cioè, è in reggiseno, non si può. Comunque lì c'è un bel baule, all'interno ci sono un paio di coperte di pile, un po' di scatolette, qua bottiglie vuote lasciate qua, di plastica, giustamente. Dopo si scrive anche che tutte le robe che si portano su si devono portare anche giù, ma dopo la gente fa quel cacchio che vuole. Come sempre bisogna scrivere sui muri, sui legni, perché se no non siamo contenti. Comunque è un bel posticino, molto coccolo. Anche questo, come quello dell'ultima volta, è molto spifferoso, quindi sì. Sopra c'è un bel soppalco che andiamo a vedere, un bel soppalchino. Sì. Qua hanno lasciato anche un sacco a pelo. Vabbè, solito dai, mica tutti i nasi educati. Adesso accendiamo un po' il fuoco, così asciughiamo un po' calzini e scarpe.
Comunque, tralasciando i discorsi polemici, ci sono addirittura due stufe. Una stufa economica con i fornelli e tutto quanto, e addirittura una stufa più piccolina che è una stufetta. Poi gli occhiali se servono. Legna ce n'è, ma sì, sarebbe sempre bene, se se ne trova, rimpinzarla. Qua fuori ci sono 4 belle panche, in mezzo c'era un focolare di sicuro. Qua c'è un po' di scorta di legna anche fuori. E via così. Allora, là comincia a far fumo da sopra, perfetto. Guarda che paradiso. Da soli in mezzo al niente. Stupendo. Qua la neve sta già cominciando a scendere dal tetto. Guarda qua. Neve che scende dagli alberi. Adesso ci beviamo un teino. E dopo vi mostro cosa mangiamo. Non so se si legge, ma qui c'è scritto: dov'è l'agenda? Sacramento, chi prende riporta, non rubare. A Marisa, a quanto pare, si è accorto che qualche d'uno si cacciava il libro del bivacco. Bravi. Ma davvero senza parole. Ebbene sì, la cucina della baita Cima Montagna propone hot dogs con la maionese per la Consuelo al primo colpo, e io invece parto con il ketchup. Solite bustine monouso, ottime. Solite cineserie. Tac. Stavolta che cosa una cincenina di olio, perché sennò si attaccava sul fondo. Invece questa volta vengono fuori perfetti. Buon appetito! Cin cin! Bene, mangiare abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto. Qua ci siamo assicurati che la stufa sia bella che spenta. Chiudiamo. Ci siamo raccolti le nostre immondizie e un po' anche delle vostre, perché come sempre nell'interesse di tutti si prega di mantenere pulito e ordinato. Non sono polemico, sono educato, che è diverso. Chiudiamo la bella baitina Cima Montagna. Inforchiamo lo zaino e adesso torniamo da dove siamo venuti, quindi se non trovo niente di interessante ci vediamo alla macchina, direzione pasticceria. Ci vediamo giù, ciao! Guarda cosa che mi tocca fare, che se no a me dire sempre: guarda che quando vado in giro con Emilio sui punti più critici mi dà sempre la mano. Visto, papà, cosa che ti combini, ti crei mostri in giro per il mondo. Comunque siamo praticamente arrivati alla macchina. Eccoci qua, ritornati alla partenza del sentiero 365. A questo punto, visto che siamo un po' in anticipo, andiamo fino a qui all'imbocco del sentiero Regina Margherita, variante alle cascate di Ru Repar. Vediamo un attimo le cascate e poi ciccia, tanto per vedere qualcos'altro in più.
Fiossi, siamo tornati alla macchina, abbiamo fatto una bella passeggiata, abbiamo trovato una bella baita. Sono all'incirca 6 km e 2, 6 km e mezzo per 680 metri di dislivello. Praticamente qua è il cimitero, noi siamo andati dietro a quella montagna lì, tutta in salita, in andata e tutta in discesa al ritorno. Se vi domandate, Edil Bertasini non è uno sponsor, non ancora magari, sicuro è un grande amico, e se vi serve un'impresa edile nel Veronese contattate Edil Bertasini. Fiossi, grazie per averci seguito, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima uscita. Ciao!